accomodi pure, prego. Allora, mi può dare le sue generalità? Lei come si chiama? Raissa Scorchina. Parlando al microfono risponda alle domande che le faranno le parti, cominciando Certo. dai difensori. Prego. Chi ci dà ridere? Dove sta questo testo? Si stanno ridendo queste due persone. Scusi? Niente, stavano ridendo. Chi è che sta ridendo? Scusi? Quelle due persone. Si stavano divertendo magari, non so. Allora, io la prego Sì, di sì. fare... controllo io l'udienza, Grazie. non si preoccupi, non ho bisogno di Perché aiuto. ho buttato un occhio. Magari non stavano parlando di lei. Insomma. Ecco. Quindi stia sicura che controllo io l'udienza, che non ho Grazie. bisogno di aiuto. Prego, avvocato. Grazie Presidente. Buongiorno, sono l'avvocato Buongiorno. Righi, difensore di Nicole Minetti. Le porremo alcune domande, so che lei è già stata sentita nell'altro procedimento, però Certo. questo è un altro procedimento e quindi saremo costretti a farle ripercorrere Certo. un po' questi rapporti di frequentazione con l'onorevole Berlusconi. Lei quando ha conosciuto l'onorevole Berlusconi? 2005. Nel 2000 ci può dire come l'ha conosciuto, in che Certo. occasione, in che contesto? Stavo lavorando per Briatore in Sardegna, su club Billionaire, e lì è venuto il signor Berlusconi. Niente, mi hanno chiamato, sono venuta, ho conosciuto, mi ha detto come si chiama, e ho detto Raissa, mi chiamo Silvio, e mi ha dato il suo numero, io ho dato il mio. E poi il giorno dopo subito mi ha chiamata, io non ho risposto perché mi sembrava ero al mare, poi mi ha richiamato altre volte, spesso, io ho risposto e poi mi ha invitato lì da lui nella Villa Certosa e sono venuta. E niente, ci siamo così conosciuti fino ad oggi. Ecco, quindi possiamo dire che nel 2005 vi conoscete Certo. e da quel momento parte un'amicizia, Sì. un rapporto di conoscenza Che dura attraverso i quasi quali- 10 anni, non 10 anni, 8 8 anni. Ecco, dai, sì. 8 anni. Sì. E da quel momento lì lei comincia a frequentare anche le residenze, le varie ville dell'onorevole Residenze Berlusconi? no, sono sempre stata tutti questi anni lì in Sardegna e sono andata a trovarlo qualche volta a Roma e sono stata anche ad Arcuri tantissime volte, sono andata anche senza avvisarlo, prendevo la macchina perché mi aveva detto che potevo fare, prendevo la macchina, venivo lì e venivo a trovarlo quando praticamente volevo io, senza anche avvisarlo. Venendo ai fatti che qui ci interessano, noi vorremmo sapere da lei se ha avuto occasione di frequentare la residenza di Arcore Certo. negli anni 2009-2010. Ecco, questi più che ho frequentato erano stati altri anni, era l'inizio, 2005, 2006, 7, 8. E 8 già stavamo un po' allontanati perché lui aveva i suoi problemi, mi diceva che aveva i suoi problemi e vedevo proprio dopo 2007, già 2008 ho cominciato che vedevo proprio una volta in 3 mesi, molto raro, e mi diceva che aveva sempre impegni, che era impegnato e niente, vedevo un pochino. Prima invece tantissimo, vedevo tantissimo. Ecco, vedendo proprio a questo periodo che ci interessa del 2010, Certo. lei l'ha frequentata, ha partecipato a qualche cena in cui erano presenti anche altre ragazze? Allora, frequentata perché io, conoscendolo da questi anni, certo che comunque è mio amico, anche se frequentavo di meno, ogni tanto lo chiamavo quando lui aveva qualche tempo per me per parlare sempre della mia vita privata e sua, sempre cose mie, i suoi, Personali. bravissimo, personale, venivo, sì, mi è capitato che prima volta era 2010 che io sono arrivata a casa sua, ho parcheggiato la macchina, sono entrata e ho visto un sacco di gente a casa sua che non ho mai visto prima, mai. Solo nel 2010 mi è capitato, vedevo tantissime persone a casa affollatissime, non solo le ragazze, c'erano anche uomini, giovani anche un po' anziani, uomini anche, ragazze, donne, cioè varietà.
E niente, c'era cena, perché tavola era enorme. E sì, Poteva essere l'agosto del 2010, il settembre. ad agosto mai sono stata in Italia, sono sempre fuori. Allora poteva essere O a casa settembre mia in del Russia a 2010, trovare i miei perché a noi genitori. risulterebbe una sua presenza Lo il so, ma 19 come- settembre del A settembre 2010. sì, Ecco. bravissimo, ma non Sì, agosto, lo vedo, mai. spesso. Agosto mai in Italia, mai stata io. Ok. Sì, Ecco. sì, settembre sì. Cominci Può per essere. cortesia a descrivere questa cena a cui lei, si sta dicendo, ha occasionalmente partecipato, cioè si è trovata lì. Sì, una sono sera- venuta, ho chiamato, lui mi ha detto sì, vieni, c'è un po' di tempo per me, però c'è tanta gente, ho detto vabbè pazienza, prendo la macchina e vado, perché poi a me interessa me stesso, non è che mi interessano altre Certo. cose. E quindi chi c'era? Allora, Se io si vi ricorda dico, qualche nome, se ci dice il numero più o meno del non posto. conoscendo, e voi avete le prove che io non ho mai chiamato nessuna ragazza, i ragazzi non mi hanno chiamato me, queste ci sono le prove, io non conosco. Però noi dobbiamo Sì, fare lo in so. modo che lei lo dica al tribunale, Ah, signora. sì. non qua. Scusi. Noi le prove le acquisiamo qua. Sì, Quindi lei appunto. ci racconti come No, stanno le non cose. conosco le ragazze. No, Ok. allora io prima volta, quelli che lavorano in televisione, certo io ho visto il viso e ho visto lì qualcuno che lavora in televisione, ho detto "Oh, cavolo, quella lavora in televisione, lo conosco perché è famosa. L'altra non mi ricordo. Cioè, persone normali così, che vedi Più o magari meno per la quante strada. ragazze ci potevano essere quella sera? 10, 15, 20, 5? Oddio, era, caga, Più o meno, affollato. Cioè, affollato. Sì, ci Non può dare so. un'idea più o meno di che cosa... È più di qua, più di queste persone, molte 3 di più. volte, 3 volte queste Anche persone, 4. queste persone che ci sono nell'aula, anche 4 volte. anche 4 volte le persone che ci sono nell'aula. Va bene. E poi ha detto anche che c'erano anche degli uomini. Ha Sì. riconosciuto qualcuno? No. Allora, c'era uno, sì, allora, c'era Carlo Rossella, che è anziano, e c'è qualche giovane che io ho mai visto. Come si è svolta la cena? Allora, siamo seduti, cioè, siamo accomodati, poi i camerieri sono arrivati, hanno dato pasti, eccetera, eccetera, e poi lì parlavano, poi Silvio ha cominciato a raccontare le solite barzellette, è cominciato, poi dopo barzellette hanno riportato un'altra pietanze, hanno cominciato a cantare, lui ha cominciato a cantare in francese perché fa sempre, è sempre così la cena. Sempre, ma anche quando c'ero io sola, cioè quando primi anni che venivo, c'è sempre lui, sempre racconta barzellette, poi canta. Proprio un Sempre, cioè, sempre fa così, fa. In francese oppure in italiano. Ecco, quindi avete E c'è anche mangiato. cantante, ma non era Piccella. Durante la cena un altro. è successo qualcosa di particolare? Io ho mangiato, poi ho preso lui da parte, a braccetto, e siamo andati nel suo ufficio. Io ho fatto sì, cose miei, parlato di appunto private con lui e basta, mi sono andata a casa. Sì, torniamo un attimo alla cena, al momento in cui proprio si pranza. Certo. Qualche ragazza si è alzata per ballare, sono stati fatti dei balli simpatici, dei trenini, Allora, dei cori. la cena no. Io non ho visto nessun trenino. Ballavano sì, magari qualcuno che cantava si alzava un attimo per cantare, ma e basta io. Qualcuna di queste ragazze che ballavano o che cantavano si è spogliata? Ballavano io non l'ho visto, Vabbè. quando cena, cioè, Che si alzavano, perché erano, diciamo così. sì, si alzavano, andavano, uscivano, Ecco. in bagno. Poi. Qualcuna si è spogliata durante la cena, sto parlando. Guardi, io non l'ho visto, perché il tavolo è talmente grande, poi se stai parlando con le persone accanto, cioè, perché il tavolo è Sì, veramente però se enorme. uno si spoglia poi magari dovrebbe Io non ho attirare notato l'attenzione. Ecco, non se ha qualcuno notato. si è spogliato. Va bene. E poi dopo lei ha detto che si è alzata per andare via e prima Sì, si è ho intrattenuta. preso lui, ho chiappato, e ho detto dai vieni che ti devo parlare, basta, abbiamo parlato e mi sono andato. Più o meno che ora era, si ricorda? Era verso le 11, 10 in qualcosa. Perché lei sa che c'è anche, visto che lei ci ha appena detto... Infatti io non lo sapevo, poi ho saputo. Ah, ecco. Quindi lei
quella sera l'ha saputo dopo che c'è anche una seconda parte della serata? Sì, ma lui mi ha fatto vedere tanti anni prima Ci racconti che al tribunale sì, che mi la faceva sua vedere la conoscenza. casa, mi faceva vedere la casa, praticamente sotto ce l'ha un teatro, tipo un teatro piccolo, ha fatto forma di arco, no? E un palco, tipo questo, così più o meno, un palco del genere. C'è questo teatro lì. Può parlare al microfono, Sì. che non ti sento. Scusi, c'è palco, teatrino, e poi c'è una, tipo, sai, discoteca con le luci che girano, sai, tutte queste cose qua, basta. Ma questo Con la gliel'ha, moquette. questo gliel'ha mostrato facendole vedere la casa? Sì. Sì, anche la cappellina, c'è la Lei cappella. c'è mai stata dopo cena in questo locale? No. Ok. Io conosco lei tutta la casa, cioè so come è fatta. Quindi lei ha avuto mai modo di partecipare a questa seconda parte della serata che si svolgeva con della musica da Ma se discoteca? sono stata, guardi, io le dico, mi sono capitato 2 o 3 volte, quando c'era gente affollato, la sua casa, perché è stata affollata delle persone. Non è che sono... 2 o 3 capita- volte è scesa anche di sotto dopo cena? No, No. Mai. sempre faccio cavoli miei nella vita. Sì, però questo non vuol dire che uno non possa scendere. Certo, no, ma non è... Io ho bisogno di mie cose, le altre cose a me non mi interessano. Io quando ho fatto le mie cose me ne sono andata Aspetti un avanti. attimo, risponda alla domanda, perché abbiamo capito, però sia precisa, Sì, la sì, domanda mi è molto dica. precisa. Certo. Prego, avvocato, la ripeta perché così magari la testa le risponde più. Sì, quindi lei non ha mai partecipato Mai. a una seconda parte, a un dopocena Mai. danzante Mai. in questo ambiente Mai. sottostante? Mai. Però l'ha visto durante una visita Sì. che ebbe occasione di Sì, fare. l'ho visto tutta la casa, conosco tutto Conosce proprio come è tutta la fatto. casa. Quindi quella sera, quando lei si è allontanata, che più o meno dovevano essere le 11, dopo In che ufficio. è andata per un attimo in ufficio con l'onorevole Sì. Berlusconi, Sì, poi sì, si è sì. allontanata, le persone erano già scese o erano ancora nella... Erano ancora nella... mangiavano. Nella sala da pranzo. Sì, stavano gelati, mangiavano, sì. Oh, torno un attimo sulla cena e sullo svolgimento della cena. A noi risulta una descrizione che una decina di testi confermano più o meno la sua versione, che sarebbe trattato di una cena assolutamente normale, dove nessuno si è espresso in atteggiamenti particolarmente ammiccanti o addirittura in spogliarelli o gesti che potessero avere delle finalità sessuali. Un'altra persona che è stata sentita qui in tribunale dice che in realtà durante la cena ci sarebbe stato qualcuna delle ragazze che si sarebbe spogliata e addirittura si sarebbe avvicinata a alcuni uomini presenti, tra cui l'onorevole Berlusconi. Se a questi ragazzi piace fare queste cose, sono cose loro. conferma? Aspetti, faccia finire la domanda e risponde. Ah, sì, prego. Grazie Presidente. Lei conferma quindi che non ha Io visto nulla no, di particolare finché lei per è rimasta carità, lì. no. No, grazie a Dio poi. Io non ho altre domande, grazie Presidente. Pubblico Ministero, domande? Buongiorno signora. Buongiorno, Pubblico Ministero. lo so. Sì, lo so, un controesame, lo dicevo per la registrazione. Allora signora, lei conosce Silvio Berlusconi da parecchi anni, Sì. ha mai avuto denaro dal dottor Berlusconi? Certo che ha avuto, certo che mi ha dato un mano, certo. No, scusi signora, certo perché? Mi permetta, spieghi perché ha avuto del denaro dal dottor Perché Berlusconi? avevo bisogno di una cosa, poi avevo bisogno di un'altra cosa. Io, nel mio piccolo, No signora, guardi, io aiuto... guardi il Signora, tribunale. mi stia a sentire, gliel'ho detto anche mentre la interrogava la difesa. Lei risponda alle domande. Io sto rispondendo, ma non vuol dire avere... Allora, se un amico ti dà una Allora, mano di soldi, signora, andare a letto... Si fermi un attimo, nessuno adesso sta non mi dicendo sento. questo. La domanda Non mi è... fate passare per una persona che non Signora, sono... lei è teste e risponde alle domande. La domanda Certo. è:
ho avuto denaro, lei ha detto certo, che Certo. ho avuto che denaro, si fermi. La domanda successiva è: come mai? Certo, ci spieghi. Come mai? Ci Come mai? Ha spieghi? avuto i miei problemi e lui mi ha risolto. Ok, quindi ha avuto denaro perché l'ha aiutata per alcuni problemi che ha avuto. Ecco. Ok, andiamo avanti, pubblico ministero. Grazie, signor Presidente. Signora, il denaro il dottor Berlusconi glielo erogava, glielo dava personalmente o erano terze persone che le davano questo denaro? Ogni tanto personalmente, ogni tanto mi mandavo bonifico. Quando mi potevo vedere, Perfetto. Personalmente in che occasioni glielo dava e con quali modi? Le dava delle buste, le dava del denaro in mano, le faceva un assegno? io chiamavo, Lei. dicevo, c'ho questo problema, mi puoi dare una mano? Certo. Quando posso venire, venivo, basta. Dove veniva, Lì signora? a Villa Certosa, oppure Villa... Andava a Villa Certosa? Sì, o ad Arcore. Sì, no, non volevo Certo, convincerla, volevo certo, capire dipende che- dove trovavo io. Perfetto. E il dottor Berlusconi le dava dei denari? È Certo. così? È capitato anche in esito, cioè nel corso delle serate a cui lei ha partecipato? Guarda, io non ho partecipato a serate, mi No, dispiace. parliamo le Presenziato. cene. Le cene. cene. No. Lei ha detto che c'è stata in Sì. queste cene. Allora, io sono stata per 8 anni nelle sue cene, ma ho visto Benissimo. 3 volte o 2 le persone. Non stiamo dicendo questo, Ah, signora, ok. perché non ascolta quando le si fanno le domande? È perché sono... Allora, non so- la domanda... Sono russa anche, abbia E un po' di allora, pazienza, io signora. gliela ripeto, Presidente. prima di tutto mi chiama Presidente. Presidente. Allora, ma prima volta che sono qua, mi scuso se magari mi comporto un po' strano, non sono mai E stata in un allora, ambiente adesso, del genere. quello che non deve fare, signora, è dialogare. Questo Ah, non è ecco. una chiacchierata, Capito. questo è un processo. Quindi lei si comporta come chi sta in un processo. Adesso Gliel'ho capito. detto e gliel'ho ripetuto. Allora, la domanda è che le ha fatto il pubblico ministero è molto semplice. Sì. Io gliela ripeto. Siccome lei ha detto avevo bisogno, telefonavo, andavo dove mi trovavo e mi veniva dato del denaro, la domanda è se in qualche occasione in cui è stata a cena ha ricevuto, sempre perché aveva bisogno per i suoi problemi, dei soldi. Sì, questo... A cena, Se qualche Presidente, volta- a qualche- cena sarebbe quando c'erano queste persone, lei dice? Sì, durante le cene in cui c'erano Ah, queste no, persone. perché sono andata, ho parlato per le mie cose, mi sono andata a casa. Ok, va bene, quindi non è mai concisa la consegna di denaro No, con ecco, le cene. sì. Ok, Ok. vabbè. Senta, signora, e quanto le ha dato il dottor Berlusconi nel corso di questi anni di denaro? Complessivamente parlando? Oddio, 8 anni sono, non so. Mi Non faccia so. una Più o meno, cifra spanna. più o meno Signor approssimativa. Presidente, sinceramente, guardi, io non so. Più o meno di 50.000 euro? Di più, Di più di 50.000 certo. euro. Senta signora, lei conosce il ragionier Giuseppe Spinelli? certo. Ha un rapporto personale con lui o gli ha rappresentato il dottor Berlusconi? Presentato Berlusconi. Gli ha rappresentato il dottor Berlusconi. C'è un'intercettazione, faccio riferimento alla numero 79 del 27 settembre del 2010, lo dico per il collegio delle parti ovviamente, dove lei parla con lei è l'utenza intercettata e parla con il ragioniere Spinelli. Giuseppe, scrive il trascrittore. Scrive il Adesso lei che trascrittore. ride però, scusi. Giuseppe, pronto? Perché lei Giuseppe, rideva? sono io. Sì, eccomi, sì, dimmi, puoi parlare, ascolta, ho sentito, sì, lui, però dovevamo vederci lunedì scorso, la telefonata, ripeto, è del 27/9 Sì. e non ce l'abbiamo fatta, con questa politica mi ha detto, e poi dice una parolaccia. Vabbè. Giuseppe, sì, e niente, dice lei, ho sentito ieri e ha detto che ha finito benzina, mi ha detto, di che ti dice tutto. Questa Sì. è lei, è l'utente intercettato. Sì, allora. Aspetti un attimo. Ah. Faccia terminare. Giuseppe, d'accordo, quindi è già, insomma, io devo solo ricordare, e lei risponde, ti ha detto già, che ha detto già, Giuseppe Spinelli, qua l'ultima volta che mi ha detto è quello che abbiamo fatto però, non so se ce n'è ancora. Sì, ma lui lo sa, se va bene, se lui lo sa, dice lei. Spinelli risponde sì, e lei dice sì, di quelli cinque lui lo sa
perché ci siamo già visti, Spinelli, e quasi, lei, ci siamo già visti io e lui, ma c'erano tante persone, poi ti racconto, Spinelli. Aspetti, Spinelli, va bene, io oggi ne chiedo conferma, utente, cioè lei, sì, e poi niente, io ho chiamato lui e ha detto che mi sono finita la benzina e lui mi ha detto di chiamarti, niente, oggi appunto. Sì, va bene, capito, intanto me lo scrivo, dice Spinelli, così è già, glielo dico, insomma è. Pagina ultima 3, utente, la signora Scorchina, sì, se non ti dice, Spinelli, intanto, utente, se poi ci sentiamo così, chiami tu, perché adesso anch'io devo chiamarlo lì ad Arcore, Spinelli, sì, va bene, ok, sì, per parlare, per una cosa, poi ti racconto comunque, va bene, saluti. Allora signora, l'ha sentita? Si è concentrata? Certo. Allora, siccome qui si fa riferimento alla benzina, non voglio fare... Perché lui mi ha detto, Silvio, che mi ha detto, guarda che siamo intercettati, dimmi, non dire soldi, dimmi benzina. E su parole sono state, rideva. Io poi uguale ha detto benzina e ridevo anch'io. Ecco, ora, quindi il dottor Berlusconi le avrebbe detto prima del 27 settembre del 2010, guarda, siamo intercettati, non dire soldi di benzina. E perché? Se sono dei piccoli doni, sono dei doni di denaro... Perché sa come fate magistratura, che vuole sempre scavare. Ho capito. Non rispondo, no. La linea mia è quella di non rispondere alle provocazioni, Sono qualunque sincera. sede avvengano. Quindi, perfetto, signora, però... Prendiamo atto. Prendo atto delle sue parole e non le commento, però vado oltre. Quindi Ma non lei... devi essere cattivo con me. Allora mi stia a sentire. Le ho detto che lei non entra in chiacchiere. Lei risponde alle domande. Prego, pubblico La ministero. ringrazio, signor Presidente. Quindi benzina e soldi, va bene? D'accordo. Perché si rivolgeva al ragioniere Spinelli? Perché appunto quando sono andata da lui non aveva soldi da darmi e mi ha detto guarda poi io chiamo Spinelli e tu vai a ritirare da lui. Ho detto va bene. Ecco, lei fa riferimento in questa telefonata che ho letto a delle conversazioni che sarebbero intervenute col dottor Berlusconi nel corso delle serate ad Arcore. Sì. Lei quindi ha parlato di soldi col dottor Berlusconi nel corso delle serate? No, queste No? sono venute di pomeriggio. No, guarda, non dico bugie, perché non venivo solo la sera, Ho capito. dottore, veramente. Quindi anche durante il pomeriggio a volte le capitava di andare ad Arcore e faceva le sue richieste. Sì, nel Ok. pomeriggio anche. Sì. Benissimo, Sì, quando avevo tempo per ricevermi. benissimo. Senta signora, lei conosce Lele Mora? Ma certo. Ma certo, mi spieghi per quale ragione lo conosce? L'ho frequenta? conosciuto in una Frequentava? serata di beneficenza quando ero ancora ragazzina, avevo 23 anni e niente, l'ho conosciuto lì e sono molto piaciuta a lei e mi ha detto dai vieni nella mia agenzia. E sono venuta nella sua agenzia e ho cominciato a fare lavori da lui. Quindi L'ho conosciuto così. Lei possiamo dire che ha lavorato... Ero con Enrico Beruschi e Enrico Beruschi mi ha portato, perché facevo teatro, studiavo teatro. Scusi. Enrico Beruschi, siamo andati in questa serata di beneficenza, era Viale Cerminate, sa, quello abbandonato cose, la gente Ma lei ha lavorato per Lele Mora, quindi? Sì, Faceva parte sì, dell'agenzia, certo, la sì, cosiddetta sì, agenzia assolutamente di Lele sì. Mora. Ecco, benissimo, Sì, questo era il punto. certo. Lei ha mai informato Lele Mora o ha chiesto il consenso a Lele Mora per partecipare alle cene organizzate, eseguite presso la residenza del dottor Berlusconi? Ma io non devo chiedere consenso a nessuno. Benissimo. Ok. Lo ha informato Lele Sì, Mora? sì. Perché c'è un'intercettazione, la numero 9537 del 19 settembre del 2010 alle 20:21, in cui lei parla, l'intercettato è Mora Dario, con il signor Dario Mora. E lei dice Scorchina si dice, Sì, giusto? sì, No? sì, Per dire. certo. Sì, Lele, allora sei già arrivata lì o no? 19 settembre 2010, 20:21. No, dice lei, alle 9:30. Mora, ecco allora vai lì stasera, digli che tu ci hai pensato, su il grande fratello non lo vuoi fare, vuoi star serena e tranquilla. Sì. Mora, sì, ho parlato con Lele, mi ha consigliato che è giusto di non farlo, anche perché non mi darebbe niente, sì,
continua Mora. Io sono una ragazza per bene e tranquilla, aspetterò le tue chiamate, magari qualche sera faccio solo qualche uscita, qualche cena a casa di Lele per non star sempre da sola. Scorchina sì. Mora, quando non c'è gente, quando posso parlare con lui, chiacchiere eccetera, Scorchina sì, o quando Scorchina sì, lui va a trovare sua mamma, suo papà e sua sorella che mi vogliono bene, ok? Scorchina sì. Mora, sotto questa formula, d'accordo? Sì, d'accordo. Mora, ok. Scorchina un bacione grande, Mora non. Scorchina poi ti chiamo, non di più, ok? Scorchina, non so come ringraziarti, ti voglio tanto bene, Lele, tanto. Grazie mille, baci. Certo. Ecco, e che cosa significa questa Ma lei vede sempre maligna. Allora vuole rispondere? Allora, Non c'è nulla da ridere. nel guardi. pomeriggio sono andata da Lele. Io ho detto, Lele, ho chiamato Silvio, ho detto che posso venire da lui. E poi l'ho richiamato e ho detto che che viene anche lui. Sì, ha detto, Silvio, vieni anche Lele. Sì. Sì, tutto giusto, è tutto giusto No, cosa scusi, c'è signora. scritto. No, però andiamo con calma. Io la voglio ascoltare Certo. con attenzione. Tutto giusto. Sì, ho capito. Ah, ok. Però le sto chiedendo, quindi Lele Mora, stiamo parlando della serata del 19 settembre, che è quella dove il difensore, avvocato Righi, le ha fatto delle domande. Certo. Quindi c'era Lele Mora quella C'era. sera? C'era Lele Mora? Signora, si concentri bene. Sicura? Che lei ha parlato prima, rispondendo alle domande del difensore, si è ricordato del dottor Carlo Rossella. Sì, e di alcuni giovani, E ma di non ha alcuni parlato giovani, di Lele esatto. Mora. Non mi avete chiesto di Lele More. Allora, le si Ah. sta chiedendo adesso. Ok. C'era Lele Mora? Sì, c'era Lele. Quindi questa conversazione che senso avrebbe avuto? Cioè, qual era il significato di questa conversazione, signora? Se vuole gliela, col permesso del Presidente, Certo. gliela consegno. Se la vuole Lei rileggere, lei ovviamente in lei modo- legge benissimo in italiano. Certo. No? Perfetto. Se la rilegge un attimo e ci spiega se c'era, sembrerebbe da quella conversazione che Lele Mora non c'era in quella Allora, serata. sono venuta nel pomeriggio. Fagliela leggere. Ho letto. Almeno la legga. L'ha letta, va Sì. bene. Ha fatto un corso di lettura Allora, veloce, prego. Vabbè, non c'è due parole, non è che c'è da leggere. Sì, certo. Allora, praticamente, guardi, se sono bionda non sono stupida, guardi, che stanno ridendo dietro, senti. Allora, senta signora, ha bisogno Mi ricordo- di tranquillizzarsi un attimo, la faccio accomodare fuori, si tranquillizza un attimo. Ma perché mi state urlando, scusi? Perché lei continua a non fare quello che le ho detto che deve fare. stavo rispondendo. Lei Non no, sta ridendo. lei signora, lei non sta facendo quello che le ho detto fare. Ancora. L'unica che sta ridendo in quest'aula è lei. Signora, guardi che questo atteggiamento rispetto al tribunale non è consentito. Io rispetto tutte le persone, voglio essere rispettata. Anche se lei... Signora, è lei che non sta rispettando il tribunale. Ancora. Ma ci sono testimoni che sto rispettando, sono qua zitta, sto zitta e sono gentile con tutti. Signora, noi non abbiamo bisogno di testimoni. Il tribunale è in grado di rendersi conto da solo del comportamento della teste. Sono anche Io cittadina la russa, guardi. invito. Non L'educazione dimentichiamo. e il rispetto del tribunale prescinde dalla cittadinanza, Certo. ok? Allora lei ha un atteggiamento diverso, Mi dico cosa devo dire. deve rispondere mi senza dica. commenti e senza voltarsi in giro alle domande che le facciamo. Allora, stava spiegando questa conversazione telefonica. Ci vuol fare la cortesia di andare avanti senza fare commenti, per favore? Vada avanti. Ho chiamato nel pomeriggio Si avvicini al microfono, se no non riusciamo a sentire. Ho chiamato nel pomeriggio Lele e poi abbiamo parlato e poi sono andata a cena da Silvio e quando andavo a cena da Silvio l'ho richiamato Lele e ha detto che sto arrivando e anche lui deve arrivare. Ok, quindi lei conferma che quella sera doveva venire anche Lele Mora? E Sì, poi lei lo ha visto ad Arcore a casa del dottor Berlusconi? Lele sì, Mora? sì, era quasi vicino, seduto vicino al presidente. Va bene, adesso approfondiremo questo profilo. Certo. Quindi questa conversazione che io le ho letto avrebbe avuto come oggetto la venuta di Lele Mora
ad Arcore, a casa dell'onorevole Berlusconi. Benissimo. Concentriamoci un attimo sulla serata del 19 settembre del 2010. L'avvocato Righi le ha detto, dice, 10 testi hanno dato una versione compatibile con la sua, diciamo, cioè che in quella serata non sarebbe accaduto nulla, dice, mentre un unico test avrebbe detto il contrario, che poi si riferiva alla difesa, che io non ho voluto interrompere per rispetto alla signora Tumini. In realtà mi permetto di dire che ci sono 2 testi de relato, cioè che hanno confermato le dichiarazioni della Tumini, e ci sono delle intercettazioni, ma non è questo il punto. Le ricordo che la signora Tumini ha descritto la serata in questi termini, ovvero a tavola, già nel corso della cena, vi sarebbero state delle danze dove le signore presenti, le ragazze, diciamo, giovani donne, hanno iniziato a scoprirsi delle parti intime o comunque i seni e via dicendo, e poi la serata sarebbe proseguita nella saletta di vita discoteca, sempre con questi atteggiamenti, anche dei contatti di natura sessuale, ovvero su delle parti corporee particolari, tra il dottor Berlusconi, il dottor Fede e le ragazze presenti. Di Lele Mora in questa descrizione non c'è traccia, ma si dà conto della presenza del dottor Rossella, che pur assentandosi prima della fine della serata sarebbe ivi rimasto però presente a queste scene. Questo è il resoconto che fa la signora Tumini. Lei non ha visto niente di tutto questo? Io Tonini mai sentita questa parola. Al di là della signora Tumini, che è un cognome, signora, no. Io le ho domandato, di queste scene che io ho descritto, non le ha viste? No. Bene, ma lei è scesa in questa discoteca la sera? No. Non è scesa. No. E che cosa ha fatto, scusi signora? Visto che lei era ospite del dottor Berlusconi e tutte le ragazze si spostano in questa saletta Queste di ragazze si discoteca. conoscono tra di loro, si parlano, si chiacchierano. Ero lì isolata, sola. Dove? Dove è rimasta lei sola? No, però su questo punto, al tavolo. su questo punto ha già risposto. benissimo. Ha detto che verso le 11 è andata col dottor Berlusconi Grazie. a parlare e poi dopo è andata via. Grazie. Su questo ha già risposto. Su questo non insisto. Perfetto. Signora, le leggo i nomi di alcune ragazze che sarebbero state presenti, secondo la ricostruzione effettuata dalla Procura, naturalmente, a questa scena. E lei mi dice, cortesemente, se le conosce o meno. Barizzonte Lisney, No. Berardi Iris, No. Cipriani Daltorio Francesca. Sì. La conosce? Sì. L'ha conosciuta a casa Da Lele. da Lele Mora. Sì, sì. Perfetto. De Vivo Eleonora e De Vivo Concetta. Sì, Prima hanno io. fatto Isola di Famosi, sì. Le conosce televisivamente? Televisivamente. Però l'ho visto a cena, ho visti, sì. Ah, le ha riconosciute Sì, a sì, cena del dottor riconosciuti. Berlusconi. Sì. E Spinosa Risleida detta Aris. No. Barbara Fagioli. Suona familiare. Suona familiare come nome. sì. Riesci ad associarla ad un viso? Insomma. Non so, ok. Raffaella Fito. Sì. Ma l'ha vista in Sì, televisione sì, in o l'ha vista a televisione. casa del dottor Berlusconi Anche, quella sera? anche, Quindi anche. conferma. Sì. Maria Ester Garcia Polanco, detta Maristella. Anche questo suona familiare. Gonzales presente la Pablo faccia. Diana Altagracia. No. Barbara Guerra. Familiare. No, però signora familiare, cioè l'ha vista a casa... non so come è fatta, so nome lo so, però non mi ricordo come è fatta. Ludovica Leoni, No, Miriam Loddo, no, Nicole Minetti. sì, è famosa È ormai. famosa ormai, ma l'ha vista quella sera a casa del dottor Sì, Berlusconi? sì, sì. E lei ricorda se quella sera la signora Minetti fece uno spogliarello? A tavola non l'ho visto. A tavola per no, spogliare. dopo ci ha Lei già dopo detto, non c'è e stata? infatti non torno sul punto. Elena Morali, No, Roberta Nigro, no. Giovanna Rigatti. Sì, Grande Fratello ha fatto. La conosce anche lei televisivamente e l'ha incontrata anche alle scene? Sì, mi ha presentato Francesca Cipriani, che è sua Ok. migliore amica. Vabbè. Sì. Francesca Cipriani. Sì, 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 sì. Elisa Toti, No, Visane Ioana detta Annina. Annina? No. E Ushak Marianna, No. che è nata in Ucraina, questa forse potrebbe No. rimanere di più impressa. non se ho la mai ricorda. visto. No. Bene, signora, lei è mai rimasta a dormire a casa del dottor Berlusconi? Dormire no. Non ha mai Mai. dormito?
Sa se alcune delle ragazze presenti alle serate rimanessero a dormire a casa del dottor Berlusconi? Guardi, io sinceramente di queste cose con lui mai permetto parlare Mai con si lui, permette. no, mai. Come andava e come tornava dalla residenza? Macchina mia. Con la sua Sì, macchina? sì. E che macchina ha lei? Mini, Una mini. cabrio. Una mini cabrio. E chi gliel'ha comprata? Se l'è comprata Ce l'ho lei? anche un'altra macchina pagata da No me. signora, però io mi Ah, sono fermato... scusi. Cominciamo a parlare di questa La mini. mini La cabrio. domanda è: questa mini Come l'ha Sì, pagata? come l'ha Terza mini mi ha regalato, sì. Chi? Terza mini questa che mi ha regalato Silvio. È la terza mini, Certo. mini intesa come Mini Cooper, mi Certo. pare che si chiami. Prima che è era una un'altra, macchina sì. che le ha regalato il dottor Certo, Berlusconi. terza. La terza, ne La ha regalate terza. 3. Sì. Gliene ha regalate 3. Benissimo. Non ho altre domande. No. Le parti civili hanno domande? Avvocato Castrale, come al solito si fa la sua passeggiata fino al microfono. Ah. Sì. Grazie, Avvocato Guerrini. Buongiorno signorina, Buongiorno. Avvocato Castrale, difesa Chiara Danese. Volevo sapere, il Presidente Berlusconi la sta aiutando anche in questi periodi? Certo, Le manda un bonifico? certo. Può dire l'importo? 3.000. 3.000. Da quando arriva questo bonifico? Da quando è cominciato il processo. Ecco, lei è una delle 33 parti... Scusi un attimo, può essere un po' più precisa? Perché questo processo si sta riferendo oppure da quando? Da quando? Perché siccome ci sono due processi contemporanei, c'è oddio. stata prima una fase delle indagini, vorremmo cercare di capire più o meno da quando. Da un po' di... aspetti, sicuro agosto o settembre, questo settembre. Del 2012? Sì, Quindi- sì. Perché adesso siamo nel 2013, Sì. siamo... Sì, Ah, precedente. quindi dal Sì. settembre 2012, Sì. ok. Ecco, a tal fine, proprio per meglio forse focalizzare la data, lei si ricorda di aver ricevuto, anzi dovrebbe essere stato notificato, il decreto di citazione per l'udienza davanti a questo tribunale, Sì. perché è stato un provvedimento emesso da questo Sì. collegio. Se lo ricorda? Cosa, cioè, Cioè è le arrivato deve un essere atto arrivato, adesso le è arrivata una citazione della difesa, ma prima le deve essere arrivata, le è stato notificato, abbiamo la prova della notifica, un atto in cui si faceva riferimento, c'erano i nomi degli imputati, il capo di imputazione e lei indicata come persona offesa. È stato il tribunale a disporre che le fosse notificata quando è questa successo? carta. Io non l'ho vista. Lei ricorda, allora non l'ha vista, quindi non è in grado di rispondere. Non è in grado di rispondere. Va bene. Senta, lei ha anche detto prima, rispondendo alla domanda della difesa, che conosce bene la casa, la villa Villarco. Sì, Dato molto. che abbiamo, non tutti se la ricordano bene, ci può descrivere il primo piano? Primo piano, Quante stanze ci ci sono sì, due entrate, c'è un'entrata principale e un'entrata secondaria dove ci sono i guardie. Entri, c'è Allora, un- lei come entrava? Veniva controllata? O... Io no, mai. Mi conoscono da tanti anni. Poi però adesso da un po' di tempo chiedono passaporto, sì, adesso sì, ma prima mai. Sì, o entravo nella principale oppure entravo nella secondaria. Sì, però io le ho chiesto il primo piano Certo. della villa. Primo Quante piano, stanze- sì. Perché là ci sta scritto il Allora, piano terra, c'è un allora, primo piano, sappiamo. sì. Ci può descrivere? Allora, entrata principale, entrata secondaria che porta a un piccolo ingresso dove si può lasciare i vestiti con specchio, tavolo, giornali vari, libri vari, con un'altra stanzetta per aspettare. Intanto quando venivo mi sedevo là, aspettavo se magari lui era impegnato con appunto suoi avvocati oppure la gente che arrivava. Poi entri, c'è un piccolo salottino con televisione, con divani. Passi questo salottino, c'è un altro grande salotto dove è sempre seduto lui e fa questi, sempre parla con le persone che vengono, avvocati oppure suoi collaboratori di partito, proprio importante il salotto, con vetrate. E subito dopo, di nuovo attraversa, perché tutto attraverso va, perché casa antica, entri e c'è subito una stanza per mangiare, per mangiare, però non questa dove c'era cena, no, Ok. perché questa era piccola per intimi, quando venivo ogni tanto a mangiare, mangiavamo io e lui
e magari qualche suo collaboratore. Ok. Sì, era proprio piccolo tavolo. E invece per andare là ci vuole ancora, perché attraversare altre stanze e dove... E poi si arriva a quella grande in cui Sì, c'erano. sì. Questo però credo sia il piano terra. Bravissimo, sì. Ecco, volevo sapere se c'era un piano superiore, almeno questa mi sembrava la Sì, ma ha domanda. detto prima c'è sotto. No, sopra. Ah, Sopra, se lei è mai andata al primo piano e se ce lo sa sopra descrivere. ci sono sua camera da letto, bagni, varie camere per ospiti, c'è la palestra e piscina. Ok. Invece sotto c'è questa specie di teatro. Sì. L'abbiamo già chiesto. Sì, l'ha già Allora faccio solo una descritto. domanda diretta. Sì. Lei ha visto in questo teatro un palo che unisce il soffitto con... No, il teatro piano? più o meno come questa stanza, c'è lo stesso, proprio uguale come questa stanza. Il teatro. Identico. Lei ha Sì. parlato anche di una parte in cui... Prima c'è discoteca. Ecco, in Nella questa discoteca discoteca c'è questo- ha visto un palo da lap dance, Oddio. se se lo ricorda. Io mi ricordavo sedie, poltroncine, le luci, sì, mi ricordo perché mi ha fatto vedere. Questo ce l'aveva Sì, descritta, luci. infatti. Non palco, come si chiama? Palo. Se lo Mi ricorda. sembra. Le sembra. Ok. Grazie. Sì, prego. Prego, avvocato. Abbiamo dato atto verbale che c'era arrivata la cosa di Buongiorno, Buongiorno. avvocato De Domenico per Imam Fadil. Senta, in una delle serate a cui ho partecipato, si ricorda se una ragazza di carnagione scura ha ballato la danza del ventre? Lei, da quello che ricordo, non è mai andata giù. Guardi, io al tavolo, io non gli ho questi chiesto cantavano, poi danza del ventre non l'ho visto. No. Lei in questo momento che lavoro fa? Per adesso, purtroppo, che sono implicata di questo processo, sono un po' un brutto... Non riesce a lavorare. Non riesce a- Sì. Ok. Prima che lavoro faceva? No, ho lavorato, in Russia sì lavoro. Ah, in in Russia Russia sì, riesce a lavorare. lavoro in Russia sì, ma nel senso in Italia, grazie a questo processo, per me è difficile Trovare praticamente. lavoro. Sì. Ok. Prima- Prima di questo processo Sì. lavorava anche in Italia? Sì, sì. Che cosa faceva? Da Lele Mora lavoravo. E che Come aiutante, come ragazza immagine. No, televisione non l'ho fatto perché comunque non poi più voluto, perché ho visto lì ci sono tanti intrecci, un po' difficile Ok. ambiente. Quindi E faceva fatto- ragazza immagine, aiutante di Lele. di Lele? Sì, sì, Ok. sì. Anche lavori quando vengono russi qua. Ah, ok. Sì, 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 sì. Perfetto. Sì. Alle serate alle quali ha partecipato ha visto Emilio Fede? Sì, con Lele, Quante volte più o meno? una volta, Una volta. perché io sono stata 2 o 3 volte lì. Ok. E attualmente frequenta ancora le residenze di Berlusconi? O Sì, no? sì, sono Partecipa andata. ancora a queste cene? Ma non partecipo a cene, signora. No, allora Sono venuta da sola, c'ero io e lui a parlare nel salotto. Ok, quindi l'ha solo incontrato e ha parlato. Sì, Ok. sì, Presidente, Ok, sì. basta, non Sì, 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 sì. Prego, altre domande a questo test? Senta, io volevo soltanto capire una cosa, siccome lei ha parlato di aiuti economici che ha ricevuto, a parte quelli che da settembre in poi ci ha spiegato, non lavoro più, lavoro solo in Russia, eccetera, ma ci ha parlato di aiuti economici ricevuti in passato per suoi problemi. Allora volevo capire, lei lavorava in quel periodo, prima del processo, parliamo? Allora, adesso racconto. Praticamente io, quando ho conosciuto lui, dicevo che lavoravo per Briatore. E quando ho conosciuto lui mi ha detto di lasciare perdere il lavoro, che mi dà una mano lui e che sarà mio angelo custode. Intanto Lele mi voleva già fare Miss Mondo, anche avevo tante possibilità e progetti. Silvia mi ha detto: perché ti devi mettere in mostra, non devi metterti in mostra, lascia perdere, sarò io tuo angelo custode e basta. Io ho lasciato perdere, praticamente tanti anni, ho lasciato per questo motivo, sinceramente, Presidente, anche lavoro. Ho capito, quindi lei ha, Sì. come dire, rallentato, perché poi ci ha Sì, detto che un sì. pochino ha lavorato un comunque. po' tanto rallentato. No, prima del processo intendo. Ha rallentato Tanto rallentato. il lavoro
perché il Presidente ha detto non ti mettere in mostra, Sì. sarò il tuo angelo custode. Sì. Ho capito, va Sì, bene. sì, Grazie. sì, grazie a lei. Mi scusi se magari sono un po' qua così. Va bene, adesso abbiamo terminato, può andare, grazie. Grazie.